Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Una giornata complessivamente positiva sul fronte delle borse internazionali. Positiva soprattutto per la borsa italiana, che ha toccato in mattinata il record di 54.000 punti per poi scendere, anche se frazionalmente. A trainare le borse sono stati due fattori. Sul fronte interno diciamo che c'è stata la prospettiva di crescita del settore bancario, con Banca BPM che sta profilando una nuova iniziativa con un accordo possibile con il suo maggiore azionista, che è Crédit Agricole Italia, che è già presente appunto in Italia e che ha già fatto alcune importanti operazioni negli ultimi anni. La seconda elemento è l'industria della difesa. Dopo le decisioni appunto del governo di puntare a una crescita delle spese per la difesa, vi sono alcuni titoli come Avio e Leonardo che hanno reagito positivamente. Quindi sul fronte interno questi due elementi si sono accoppiati alle minori tensioni internazionali, alle prospettive positive che hanno influenzato anche le altre borse internazionali sul fronte soprattutto del conflitto medio orientale, sul fronte dell'accordo possibile tra Iran e Stati Uniti e che sembra un accordo che potrà arrivare, e il primo passo è stato fatto nei giorni scorsi con l'intesa tra Iran e Oman per in qualche modo liberalizzare la circolazione nello stretto di Hormuz. Il petrolio non ha reagito particolarmente, frazionalmente è cresciuto, però sembra stabilizzarsi attorno agli $80 al barile. Sul fronte invece internazionale una maggiore preoccupazione si è espressa per le prospettive dell'industria tecnologica, dell'high tech. Soprattutto le borse asiatiche hanno risentito e hanno perso, anche se non in misura particolarmente forte, hanno perso posizioni soprattutto per la crisi che si profila per gli utili sul fronte dei chip e dell'intelligenza artificiale. Questo ha condizionato anche la borsa americana, che comunque si è mantenuta fin dall'apertura su livelli vicini a quelli dei giorni precedenti, anche se frazionalmente negativi. Poi quello che sarà da vedere è come saranno le prospettive complessive per l'economia mondiale. Sembra che gli Stati Uniti mantengono una forte competitività e quindi anche grazie a interventi della Banca Centrale, della Federal Reserve, interventi non convenzionali come quelli degli ultimi giorni a sostegno della valuta giapponese, si possa evidenziare appunto una situazione di maggiore equilibrio che mandi via un po' le nuvole che ogni tanto si addensano sui mercati finanziari e che prevedono qualche tempesta. Le tempeste per ora sono rinviate, anche se restano sempre all'orizzonte. Ovviamente il debito pubblico americano resta a livelli molto alti e il deficit pubblico resta ancora quasi fuori controllo, anche se appunto la prospettiva appunto di una tregua a lungo termine sul fronte medio orientale sicuramente ridurrà le spese che gli Stati Uniti devono affrontare per la difesa, che in questo caso è più un attacco che una difesa. Quindi sotto questo profilo diciamo una giornata sostanzialmente tranquilla sul fronte dei mercati finanziari, con alcuni elementi di fondo che hanno spinto singoli titoli in una direzione o nell'altra, ma che hanno mantenuto un sostanziale sostegno a una prospettiva diciamo di stabilità dinamica dell'economia internazionale e quindi anche della finanza internazionale. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.